Due sorelle di 15 e 20 anni e il fidanzato 23enne di quest'ultima. Estrarre i loro corpi da ciò che rimaneva della Fiat Multipla è stato uno strazio anche per gente abituata a tragedie come questa. Due mezzi dei vigili del fuoco, 7 uomini al lavoro con cesoie e divaricatori idraulici lungo via Giovanni XXIII a Pilastro, località di Bonavigo, nella Bassa Veronese. Lo schianto e il boato poco dopo le 13 per un dramma che distrugge 2 famiglie in un istante. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo sbandamento dell'auto con a bordo i 3 giovani, tutti di Ronco all'Adige. Da una primissima ricostruzione della polizia locale sembra che la vettura provenisse da Minerbe in direzione Albaredo quando subito dopo una curva è uscita dalla carreggiata schiantandosi contro un albero e la recinzione di una ditta. Un rumore simile a un'esplosione ha riecheggiato in tutta la zona, la vettura accartocciata e dentro i corpi delle sorelle e del ragazzo. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni dei vigili del fuoco e i rilievi. Poi la notizia data alle famiglie e l'ennesimo terribile lutto lungo le strade.